Protestano anche gli ambulanti dei mercati settimanali, da Noale a Mestre, passando per Favaro e isole comprese. In tanti hanno incrociato le braccia, non aprendo i loro banchi. Per questa fase 2, dicono, le amministrazioni comunali delle nostre città ci hanno dimenticati, togliendoci i nostri usuali spazi, confinandoci in sede sconosciute alla nostra clientela storica, accusano. Per esempio stamattina abbiamo fatto una mini protesta al comune di Noale per il mercato settimanale, si è risolta benissimo perché l'amministrazione all'inizio era un po' restia ad ascoltarci, poi alla fine gli abbiamo spiegato le nostre ragioni, si sono trovate d'accordo con noi, anzi hanno capito che alcune cose sarebbero migliorate ascoltando i nostri piccoli consigli e hanno deciso di riaprire il mercato normale per giovedì prossimo. Peggio è andata agli ambulanti di Favaro, Saccafisola, Lido e Isole, come racconta il loro portavoce Luca Di Favaro. Noi facciamo gran parte il comune di Venezia proprio, e ad esempio Lido di Venezia, che anche quello non è stato svolto, solo generi alimentari, e poi Saccafisola il venerdì, che è un piccolo mercatino vicino alla Giudecca, però anche quello era facile da gestire, voglio dire, da posizionare, si poteva benissimo insomma in 224 organizzarlo. Siamo in Quindi pochi adesso dovreste banchi. riprendere la settimana prossima, dal 25? Stando alla comunicazione che è arrivata, sì. Non sappiamo come